Ben ritrovati, oggi parliamo di alimentazione del cavallo. Conosciamo già l'importanza del fieno nella dieta del cavallo, oggi parleremo di concentrati. Si possono dare diversissime tipologie di mangimi ai cavalli, quindi sul mercato ce ne sono di tutti i tipi. La scelta va fatta in base all'età, alla razza e al tipo di lavoro che il soggetto affronta. Di conseguenza è fondamentale essere seguiti nella programmazione di una corretta alimentazione del proprio cavallo. Il veterinario o l'alimentarista sono le persone idonee per darvi il consiglio corretto. Un cavallo che fa un lavoro leggero, quindi un cavallo da passeggiata, un cavallo da amatori, di norma può mangiare un'alimentazione a base di cereali interi oppure schiacciati o fioccati. Un misto di cereali in generale da 1 a 3 kg, ma sempre in base alle esigenze del cavallo. Un cavallo impegnato in un'attività sportiva molto più importante necessiterà di un'alimentazione ancora più particolare. Si possono scegliere dei mix di cereali ma integrati con dosaggi di vitamine e minerali corretti, come ad esempio in questo caso dove ci sono questi piccoli pellet all'interno del misto di cereali che sono proprio delle integrazioni, oppure delle tipologie di mangimi diversi come possono essere questi estrusi, quindi soggetti a un processo di lavorazione che rende l'alimento molto più digeribile. L'attività sportiva che il cavallo fa è di conseguenza quello che determina il tipo di alimentazione. Un cavallo ad esempio che fa un'attività molto lunga come un cavallo da endurance, quindi ha bisogno di ad esempio più grassi nella dieta perché ha bisogno di energia a lento rilascio. Un cavallo che deve fare un'attività sportiva molto breve ma intensa come quella del cavallo da corsa avrà bisogno di molti più carboidrati. È per questo che è fondamentale seguire i consigli delle persone più indicate per riuscire a alimentare al meglio il proprio cavallo. In alcuni casi vengono anche dati degli integratori. Gli integratori sono diversi, dai semplici sali minerali dati nei mesi estivi per riuscire a compensare le perdite elettrolitiche dovute all'attività sportiva, a integratori specifici per problemi o patologie a livello muscolare, per prevenire o curare alcune patologie ortopediche o del tratto intestinale. Anche lì ce ne sono sul mercato di tantissimi tipi e la scelta va indirizzata in maniera molto specifica in modo da non fare delle scelte sbagliate che possono, anziché aiutare, essere comunque un problema per la salute del cavallo. In generale, la quantità di concentrati che un cavallo mangia va suddivisa sempre in almeno 3 pasti al giorno, data dopo il fieno, e può variare da una quantità di 1-2 kg in un cavallo che fa un'attività molto leggera a anche 8-9 kg in un puro sangue o un trottatore. Questo è tutto, appuntamento alla prossima puntata con i consigli del veterinario.